Questa è la famiglia del nuovo mito di internet. Signore e signori, vi presentiamo niente di meno che... Chi sei? Lucio, piccolo Lucio. Il piccolo Lucio, che è diventato famosissimo per la canzone A me piace la Nutella. A me mi piace la Nutella. E ti piace veramente, vero Lucio? Sì. Sì, anche a me piace tantissimo. Lucio, ti volevo chiedere una cosa. Tu sei diventato un mito di YouTube, ci sono 800.000 persone che ti hanno visto, un sacco di commenti, ci sono stati anche un sacco di commenti proprio antipatici. Che cosa vuoi rispondere a questi antipatici? Qualcosa, una reazione, tutti questi scemi che parlano male di te, tu che cosa gli dici? Fa piacere, vado avanti, più le critiche danno più io vado avanti. Sei un ragazzo veramente forte. Senti, ma se tu volessi cantare di qualche altro argomento al di là della Nutella, di che cosa ti piacerebbe cantare? Non lo sai? No. Ma ti piacerebbe iniziare a scriverti anche tu le canzoni? Sì. E per esempio, su che cosa vorresti scrivere una canzoncina? Non lo so. Ragazzine, fidanzatine? Sul genere di questo. Quindi vorresti cambiare fidanzata, non avere più la Nutella come fidanzata, ma avere una bambina? Sì. Ho capito. Lucio, noi ti ringraziamo tantissimo. Il nostro sito si chiama Tresciopolis. Ci puoi salutare il nostro sito? Sono tutto Tresciopolis. Tresciopolis. Tresciopolis, bravissimo Lucio. Un ringraziamento enorme, grazie di tutto Lucio. Mi riprendete col piccolo Lucio? Il nostro Ragazzi, scusate a tutti perché purtroppo abbiamo tagliato. Ciao Lucio, ciao Tresciopolis e viva la Nutella. Scusami, dovevamo fare anche altre cose, però evidentemente. Ciao signori. Ciro, ciao. Sono Come riuscito stai? a citare almeno il tuo sito io. Sì, sei stato un grande, grazie. Meno male, va. Ciao Gianni. Tanto saccio come ti diverto. Sì, lo so, ma io adesso io mi sono marcato per tutta la serata. Io mi sono marcato per tutta la serata. Sì, le immagini storiche che mai più si rivedranno. No, ma adesso stiamo creando gli inediti di Lucio, che è un grande, veramente un grandissimo. Che stai creando? Gli inediti di Lucio lo stiamo riprendendo adesso con la telecamera. Capito. Abbiamo anche signori, si siamo venuti a rubarli. Anche per fare. Sì, lo so. No, ma lui non è trash, lui è una leggenda vivente. Sentimi, prima di te c'è stato Giuseppe Junior che cantava Levati la minigonna, ti ricordi? Poi c'è stata la piccola Anna che cantava Gigino Bello, li conosci questi cantanti? Sì. Che cosa ne pensi della piccola Anna? È brava la piccola Anna? Ti fidanzeresti con la piccola Anna? Perché no? Non è il tuo tipo di donna? Ho capito, un uomo deciso. Dammi il 5 Lucio, sei un grande. Ciao. Ciao.